Siamo a Noventa di Piave, alle mie spalle il campanile, via Romanziol. Qui sarà posto l'arrivo dell'8ª edizione della Giornata Rosa Memorial Chiara Pierobon, la manifestazione ciclistica femminile che Noventa ospiterà domenica 20 agosto. Tante le novità di questa edizione, la prima il cambiamento degli orari, si partirà al mattino con la corsa più importante, alle 9:30 il via alle donne Open e Junior, poi si proseguirà nel pomeriggio con la gara dedicata prima alle esordienti e poi alle donne allieve. Cambia un po' anche il tracciato, si partirà dal centro di Noventa, si andrà verso San Donà lungo via Roma, poi si girerà arrivati alla confine con San Donà verso via Tre Ponti, via Gondulmera, Santa Teresina, si passerà il cavalcavia dell'autostrada e si ritornerà in quello che è il tracciato conclusivo classico della manifestazione. Manifestazione intitolata alla memoria di Chiara Pierobon, la più importante manifestazione ciclistica femminile della provincia per quella che è stata una delle più importanti cicliste femminili della nostra provincia. Giornata rosa promossa dal Velo Club Terga Savis. Ormai è una manifestazione che coinvolge tutto il paese, dalle associazioni, quelle di volontariato, dalla Proloco, dall'Avis, l'associazione naturalmente che organizza, quindi Veloce Club Terga Savis, ma soprattutto anche l'apparato comunale, quindi dall'ufficio tecnico con i permessi e i vigili e la protezione civile. Da sindaco in conferenza stampa ho ribadito l'importanza della collaborazione con le associazioni, ma soprattutto del volontariato, perché altrimenti queste manifestazioni non si farebbero e non si farebbero con il risultato dei numeri importanti per il territorio, sia dal punto di vista dell'affluenza ma delle atlete che si iscrivono. Quindi grazie ancora a tutti i volontari per riuscire a fare questa manifestazione. Luciano Zecchinella è il presidente del Velo Club Tergas Avis. Il Velo Club per questa edizione della Corsa Rosa ha deciso di affiancare anche una mostra organizzata insieme all'assessorato alla cultura, all'assessore Bruna Borin. L'inaugurazione è prevista sabato, quindi il giorno prima della gara alle 19. Presidente, una mostra per vedere che cosa? Per vedere la storia del Velo Club Tergas Avis, che è nato nel 2008 in concomitanza con un tour così organizzato. Partivano 10-11 ciclisti in bici e la prima tappa è stata Lourdes, quindi vuol dire quasi 1500 km. E dopo man mano che abbiamo cominciato a organizzare gare di iscritti per bambini e dopo successivamente è stata una mia idea fare una gara dedicata alle cicliste che facciamo tutte le categorie, quindi un'intera giornata, va bene, che mediamente sono 350-400 atlete. E quindi in questa mostra potremo vedere tutta la storia del Velo Club Terga Savis.